Si è chiuso il bando 949 in favore delle imprese artigiane. In mezzo minuto, anche meno, sono stati assegnati oltre 30 milioni di euro. Per la precisione 30 milioni per la quota capitale e 550 mila euro, ai quali si aggiungerà un ulteriore milione di euro nelle prossime settimane per la quota in conto interessi. Tantissime risorse esaurite in brevissimo tempo sono da un lato un segnale positivo, perché significa che c'è una grande vivacità nel mondo della piccola impresa, delle imprese artigianali sarde, che investono sulle proprie aziende, investono sulle attività produttive, ma dall'altro lato forse indica che lo strumento non è dei più adatti, soprattutto per valutare la qualità dei progetti futuri e per favorire l'inserimento di nuove imprese, di giovani per esempio, nel mondo dell'artigianato. Per questo io credo che assieme alle imprese artigiane, alle associazioni di categoria, dovremmo valutare dei modelli che puntino anche a premiare la qualità dei progetti nel campo degli investimenti artigiani per il futuro e non solo pensare di ristorare la liquidità per gli investimenti fatti nel passato.